Per fortuna un vicino ha allertato i pompieri e avendo visto delle fiamme qua nel vivaio sono arrivati e dopodiché siamo arrivati anche noi e abbiamo trovato questo, insomma. Ed ecco questo, tutto, ha preso fuoco, quintali di legno andati bruciati nell'arco di una frazione di tempo. L'incendio alle 6 del mattino è disperato, il proprietario trattiene a stento le lacrime. Buona parte della sua attività, che tratta materiali per recinzione in legno, non c'è più. A prendere fuoco il telone di copertura del capannone completamente in plastica della sua ditta, l'Albera SNC, qui a Colle Umberto. Un rogo, dice il titolare, di origine dolosa e per mano sconosciuta. Sono stati sopralluoghi i carabinieri che hanno rinvenuto delle bombolette con una fiamma ossidrica che non sono di nostra proprietà, per cui sono state portate qua da qualcuno. Un incendio con tanti dubbi e ipotesi aperte. Sì, o è opera di un balordo, di un piromane che l'ha fatto così per divertimento, o un dispetto, però ripeto, non possiamo fare nessun nome. Ingentissimi danni, l'incendio dal tetto in plastica si è propagato subito all'interno, è stato un attimo. A fuoco con il telone, i macchinari per la lavorazione del legno, i pali per recinzione, le travature, il tavolame in legno e la copertura delle serre, visto che la ditta si trova all'interno di un vivaio. Danni, come già detto, per diversi quintali di materiale che ha aumentato la portata del rogo. Vigili del fuoco impegnati fino alla tarda mattinata per avere la meglio sulle fiamme, per le quali ora si cerca uno o più nomi e volti, così dalle telecamere del posto.